Intanto il Policlinico San Giorgio ha avuto l'accreditamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. È stato rinnovato l'accreditamento anche perché vale, e allora abbiamo la dichiarazione. Abbiamo avuto proprio ieri la conferma di questo aspetto, in quanto la Regione effettua il cosiddetto accreditamento, per cui ogni 3 anni viene effettuato un controllo formale ma soprattutto sostanziale del funzionamento, dell'organizzazione della casa di cura. E quindi questa commissione è venuta lunedì scorso, è rimasta qui 3 giorni, in 3 giorni ha controllato sia la parte di documentazione, cartelle cliniche e quant'altro, ha controllato gli aspetti strutturali ma soprattutto gli aspetti organizzativi e impiantistici, e al termine di questi 3 giorni ha stilato una valutazione su 150 punti, perché io l'ho fatta semplice, ma sono 150 punti che vengono controllati da questa scheda regionale. Abbiamo superato tutti questi 150 punti e quindi siamo stati accreditati a pieno titolo. Questi lavori che stiamo facendo non sono diciamo obbligati e dovuti per l'accreditamento con la regione, noi potremmo anche non farli, migliorare la struttura per fornire sempre un servizio migliore alla nostra utenza, per cui al di là di quelle che sono le famose 150 punti dell'accreditamento, noi oramai da anni stiamo svolgendo un rinnovamento globale della struttura, quindi abbiamo fatto una serie di ampliamenti ma soprattutto il rimodernamento dell'esistente. È giusto dare un buon servizio sanitario, ma poco conta se non è dato in sicurezza, e quindi crediamo che la sicurezza sia un elemento essenziale per il nostro sviluppo.